Mentre la parte superiore del Ponte Vecchio appare ingabbiata da una foresta di tubi per i lavori alla tettoia e alla balaustra, e prima ancora che si inizi a preparare il cantiere per il restauro delle ultime due stilate, quelle verso Borgo Angarano, ecco che un problema rimasto aperto torna a fare timidamente capolino. Il punto è questo: non si sa ancora come rifare la pavimentazione del ponte. Il perché, è opportuno ricordarlo, va ravvisato soprattutto nel fatto che il Ponte Vecchio nei secoli, oltre a essere stato ricostruito in modi diversi più e più volte nei secoli, ha avuto altrettanto pavimentazioni, anzi sicuramente più pavimentazioni di quanto siano state le ricostruzioni stesse. La risposta, facciamola come l'originale del Palladio, non è per nulla una soluzione, perché allo stato attuale delle ricerche non abbiamo documentazione inoppugnabile che ci dica come fosse la pavimentazione del grande architetto, qualora poi l'avesse veramente pensata. Così abbiamo certezza che nel tempo si è passati sul ponte, oltre che su lastroni in pietra, su ciotoli, su ghiaia mista terrabattuta, su terrabattuta mista sabbia del Brenta e addirittura, molti ricorderanno, l'unica pavimentazione che nessuno vorrebbe mai più vedere, ossia l'asfalto. Ed anche i cittadini che noi avevamo sentito a gennaio hanno le idee più varie. Lei che pavimentazione vorrebbe per il ponte? Secondo me una volta era di legno e quindi la rifarei quella, perché il pavimento ultimo era difficile a camminarci sopra. Legno, travi di legno. Facciamo in ciottolato come fuori, sul pavè. Secondo me mantenendo lo stile della città, quindi o ciottolato o lastre di pietra. Come secondo lei dovrebbe essere fatto? Beh, adesso questo dovrebbero metterlo a posto e poi deve essere fatto di legno. Bisognerebbe vedere il progetto del ponte iniziale e fare una cosa molto simile che richiami questo progetto del Palladio. La giunta Poletto forse avrebbe preferito una pavimentazione in legno. L'attuale giunta ovviamente non può essere dello stesso avviso e sembra propendere per l'acciottolato, spiegando che in questo modo si riuscirebbero a gestire meglio le infiltrazioni. Una consultazione popolare, un referendum, un sondaggio cittadino anche online tra la popolazione, se non si dovesse dover sciogliere una questione tecnica, potrebbe essere più che benvenuta. La scorsa giunta si era detta disponibile ad ascoltare i cittadini. Perché non anche quella in carica? Aspettiamo le vostre opinioni al numero di WhatsApp della redazione 340 3218 379.